Luca Mercalli, oggi giornata mondiale della Terra e l'ONU lancia un allarme. Le temperature si stanno alzando sempre di più. Cosa bisogna fare per cercare di porre rimedio a questo tragico evento? Bisogna darsi da fare, visto che questo allarme non è la prima volta che viene lanciato, è da più di 50 anni che lo sappiamo. La stessa giornata della Terra è arrivata alla 53esima edizione, a riprova che questi problemi erano già ampiamente noti in passato, solo che abbiamo perso tempo, non ce ne siamo occupati, c'è stata una grande indifferenza, c'è stato un indugio, ci sono stati interessi economici e il risultato è che adesso ci manca il tempo, quindi quello che dobbiamo fare è correre e occuparci seriamente di diminuire il nostro impatto sulla natura, non soltanto sul clima. Le ricette le conosciamo, sono quelle di un'economia sostenibile, la cosiddetta green economy, che va dal riciclo dei rifiuti a farne di meno, dalla trasformazione dell'economia basata sul petrolio e sul carbone alle energie rinnovabili, a un rispetto per la biodiversità, per il contenimento dell'estinzione delle specie che sta galoppando, è un altro rapporto ONU sempre di questi giorni. Tutto quello che noi facciamo oggi in una terra popolata da 8 miliardi di individui potenzialmente crea danno. Dovrebbe essere al primo posto di ogni persona e di ogni governo quella del mantenere un equilibrio con le risorse del pianeta, perché il pianeta non ha dimensioni e risorse infinite. Ecco, quanto importanti sono le giornate come quelle organizzate oggi nel comune di Susegana e soprattutto quanto importante è lanciare un messaggio ai giovani? Fare divulgazione e informazione su questi temi è fondamentale, ne viene fatta sempre troppo poca. Purtroppo anche questa spesso tocca le persone che sono già sensibili. Chi viene qui in una giornata di informazione come oggi è una persona che già conosce il tema ambientale e vuole informarsi di più e magari ha anche già dei comportamenti che sono adatti a contenere i danni. Purtroppo c'è una gigantesca massa di altre persone nella società che o ignora o indifferente o addirittura è ostile a occuparsi di questi problemi e quindi deve essere anche un grande programma politico quello di diffondere queste informazioni, non può essere lasciata così, diciamo, a un volontariato culturale. Si chiude una settimana fondamentale perché è stato fatto un lavoro molto capillare. Prima la grande soddisfazione di aver visto le associazioni del comune tutte a questo grande tavolo per organizzare, per partecipare, per diffondere. Poi è stata fatta una capillare diffusione di messaggi portati soprattutto al mondo scolastico naturalmente, ma portati generalmente alle associazioni di categoria, alle varie forme associative per prendere degli impegni nei confronti dell'ambiente. Poi c'è questo importantissimo convegno che si fa stamattina, che mettere assieme la pastorale diocesana, mettere assieme il mondo della scienza rappresentato da Mercalli e un'associazione di categoria che è sempre nel mirino perché il mondo dell'agricoltura è puntato a dito e deve in qualche maniera, oltre che cambiare, anche difendere il proprio operato, ma vedo lo fanno con spirito partecipativo anche questi perché vogliono essere parte del processo di cambiamento e domani poi si chiuderà con quella che è la manifestazione che prima era la giornata dell'ecologia, cioè quella della pulizia comunitaria degli spazi che si prestano ad essere in qualche maniera un po' di discarica. Fortunatamente non sono grandi fenomeni nel nostro comune, è molto limitato, ma questo partecipare dimostra la cura dell'ambiente, dimostra la volontà di esserci e dimostra la predisposizione per assimilare quello che dovrà essere il nuovo decalogo dei comportamenti per organizzare la nostra vita. Come Banca per Api San Biagio non potevamo non accogliere la richiesta di aiuto che è pervenuta dall'amministrazione comunale di Susegana per questo importante convegno che viene fatto sulla sostenibilità, sul territorio e sul futuro. È un convegno che riguarda e che parlerà del cambiamento climatico e è importante capire cos'è il cambiamento climatico per poter poi cambiare il nostro modo di agire. Noi abbiamo sempre dato per scontato fino ad oggi l'acqua, adesso ci rendiamo conto che l'acqua è un bene prezioso. Si parlava una volta di oro giallo, oro nero, adesso abbiamo anche l'oro blu. Quindi
Questi incontri, questi convegni servono per condividere con la comunità quella che deve essere la preoccupazione della gestione della risorsa idrica. Dobbiamo cambiare il nostro modo di agire, dobbiamo cambiare anche le nostre linee all'interno del nostro territorio, perché l'acqua sta diventando sempre più un bene insostituibile da preservare, ma soprattutto da poter, in questo caso, accumulare. Infatti si pensano a dei bacini di raccolta, si pensano anche nelle abitazioni a poter immagazzinare anche l'acqua meteorica che adesso viene dispersa in 3.000 rivoli. Quindi sostegno ad iniziative come quella di oggi che ha messo in piedi il Comune di Susegana è un sostegno che deve esserci, per noi come Banca di Credito Cooperativo deve continuare, non solo oggi ma anche nel futuro, anche in riguardo a quelli che possono essere poi determinati tipi anche di studi e di analisi delle problematiche legate al cambiamento climatico.